Veneto 2050 per la nostra regione rappresenta un quadro normativo e disciplinare articolato e flessibile, che segna il passaggio dall'urbanistica come è stata intesa fino ad oggi a quella contrassegnata dalla riqualificazione edilizia e ambientale, oltre che dalla rigenerazione del tessuto insediativo già esistente e dalla valorizzazione del suolo agricolo e naturale nella consapevolezza del suo valore. Con questa sintesi, l'assessore al territorio Cristiano Corazzari ha presentato oggi a Rovigo, nel corso di un incontro che si è tenuto alla Camera di Commercio, il commentario alla recente legge regionale Veneto 2050. Varata lo scorso 4 aprile, la legge indica già nel suo titolo completo Politiche per la riqualificazione urbana e l'incentivazione alla rinaturalizzazione del territorio veneto la sua continuità con le strategie siglate nella precedente norma del 2017 sul contenimento del suolo. Quest'ultima infatti ha fornito un quadro tecnico e disciplinare, individuando lo scenario futuro della regione e dando avvio ad azioni significative per favorire lo sfruttamento razionale del territorio, in coerenza con l'obiettivo europeo di consumo zero per l'anno 2050. All'incontro di oggi a Rovigo hanno partecipato inoltre Bruno Barell, avvocato, Maurizio De Gennaro, direttore UOC urbanistica della Regione del Veneto, Massimo Cavassana, architetto, Lorenzo Minganti, avvocato, Federico Pugina, architetto, Diego Signor, avvocato.